qualcosa di nuovo in arrivo, sicuramente. Qualche giorno fa vi ho accennato la nuova cover, che spero di pubblicare presto, giusto il tempo di missare, di lavorare le tracce e tutto, e la pubblicherò. Ci sarà la collaborazione del mio fratellone Stefano Di Biase, bassista e coautore del progetto Fuoco Lento, attualmente in stand-by. Eh, Cercheremo sicuramente un giorno di riprendere in mano il progetto e continuare a fare musica insieme, tornare a fare musica insieme. Le idee sono tante, ma il tempo è poco perché avevo in mente nel periodo della quarantena di pubblicare più canzoni, misto tra inediti e cover, e magari creare come dire, raccoglierli questi brani in un unico contenitore, che può essere un album, un EP, eccetera. Ora non so se questa cosa continuerò a coltivarla, può darsi sotto qualche altra forma. Ovviamente ci servono i pezzi, mi servono le canzoni e il virus non c'è, è già un inedito. Ce ne sono anche altri come La tua unicità, pubblicato qualche mese fa, un po' prima del nuovo singolo. C'è Oltre la musica dello scorso anno. E in più c'è quella bella idea che ho improvvisato un po' al flash mob del 14 marzo, fuori al balcone di casa. E perché no, magari anche quello può tramutarsi in un brano, in una canzone piena a tutti gli effetti. E in più ci sono diverse canzoni, diverse cover che mi piacerebbe proporre. Ovviamente un po' alla volta, quindi non mi sbilancio e si lavora su un brano alla volta e poi vediamo che cosa riusciamo a fare. La cosa importante è, spero di essere di spunto a tutti coloro che magari in questo periodo, che magari si sentono svogliati, hanno abbandonato le loro passioni in qualche modo. Io consiglio di coltivare sempre le passioni e di non mollare mai. Per quanto mi riguarda, io ho la passione per la musica, per me la musica è tutto, terapia, adrenalina, energia, emozione. Eppure non nego che ci sono momenti in cui mi chiedo perché lo faccio, se ne vale la pena, anche perché noi artisti emergenti un po' veniamo poco considerati, quindi veniamo un po' per certi versi ignorati, e quindi a differenza di quelli che hanno un po' di fama in più, non nego che ci sono momenti in cui tutto sembra non avere, diciamo, non un senso, un'opportunità concreta, così come il suonare dal vivo. Allora, io ho la passione per la musica in studio perché ho il mio studio di registrazione, il mio piccolo studio, e quindi eh, ho una grande passione della musica in studio e mi diverte tanto, soprattutto in mancanza del live, no? Che è importante per tutti i musicisti, un po' perché le opportunità sono poche, un po' perché è una passione indubbiamente quella di incidere da parte mia, sono molto appassionato della produzione musicale,
per me è già tanto, nel senso che vale, vale già il fatto di incidere, di registrare vale tanto perché in qualche modo proponi musica e chi ha voglia di ascoltare la tua musica può, come dire, ascoltare la tua musica già in questo modo e non è poco, perché fino a un bel po' di anni fa fare un disco, registrare in studio era un passo importante da pochi, non da tutti. E quindi è una cosa che mi piace e mi soddisfa, cioè sono abbastanza soddisfatto di questo, anche se mi piacerebbe suonare un po' di più dal vivo, questo è sicuro. Però per mettere d'accordo tante teste in una band non è facile e io infatti sono senza band. Anche col progetto Fuoco Lento in realtà abbiamo registrato solo ed esclusivamente in studio, abbiamo fatto poche cose dal vivo, se non niente, proprio perché è difficile riuscire a trovare persone che hanno veramente la passione per la musica inedita e che hanno la voglia di creare. Perché oggi è facile trovare persone molto più motivate nel eseguire cover, quindi far parte di tribute band che indubbiamente suonano un po' di più, hanno sicuramente un piccolo spazio in più, anche se il problema è generale. Ora con questa situazione che stiamo vivendo, ripartire sarà ancora più difficile, però non, ripeto, la musica è un dono importante. Se si ha la passione per la musica o per qualsiasi altra forma di espressione, per qualsiasi altra forma artistica, no, assolutamente non bisogna abbandonare. Conosco molti musicisti bravi, ma veramente bravi con lo strumento, che ad un certo punto hanno abbandonato tutto e non hanno più coltivato questa cosa. E io vorrei saper suonare, mi piacerebbe saper suonare la chitarra per dire come alcuni di questi, e magari non lo so fare. Quindi è un peccato davvero, un peccato. Concludo questo lungo video, oggi un po' più lungo del solito, augurandovi tante belle cose, tante soddisfazioni e vi invito veramente un consiglio, non abbandonate le passioni perché sono doni che ognuno di noi non ha avuto per caso, non ha avuto la fortuna di avere quel determinato dono per caso, c'è un motivo a tutto e quindi dai, ok?